La grandezza di una nazione e il suo progresso morale saranno giudicati dal modo in cui hanno trattato gli animali. Questo è scritto in un sito importante, il sito della lidaolbia.it. Da qui noi partiamo perché siamo a Olbia e proprio quest'oggi la Lida Olbia organizza una grande manifestazione. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. Da qui noi partiamo perché siamo a Olbia e proprio quest'oggi la Lida Olbia organizza una grande manifestazione. Intanto siamo in compagnia del vicepresidente che è il signor Sergio Sassi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Questo è uno scritto importantissimo. Beh, direi che, non è il solo parametro per poter giudicare la civiltà di una società, però è molto importante perché proprio in funzione di come ci si rapporta nei confronti degli animali poi abbiamo la potenzialità per confrontarci e per rapportarci in maniera altrettanto civile verso gli umani. Spesso e volentieri vediamo della gente che maltratta gli animali e poi alla fine hanno anche degli atteggiamenti non consoni anche nei confronti dei loro simili. Noi ci battiamo per questo, noi siamo su questo territorio ormai da più di quasi 20 anni. Praticamente da quando è nata la Lida. In pratica. Poi circa 10-12 anni fa siamo riusciti a coinvolgere l'amministrazione locale per poter avere un luogo dove ospitare i numerosissimi cani randagi che vagolavano per le strade di Olbia. Intanto io voglio subito dire una cosa importante a proposito di Lida. La Lida nasce proprio a maggio del 78, riconosciuta poi tra l'altro con un decreto del Ministero importantissimo perché fino a quel momento non ci si occupava tanto del randagismo, comunque degli animali. Voi invece nascete nel 98, tra l'altro siete riusciti ad adottare in 5 anni 1850 cani. In questi ultimi 2 anni 1.500 per l'esattezza, quindi c'è un grande progresso da parte della vostra associazione. Sono numeri importanti perché provi ad immaginare, noi in questo momento ospitiamo presso il nostro rifugio, probabilmente saremo nell'ordine dei 650 cani, per cui lei faccia conto, noi negli ultimi 10 anni ne abbiamo fatti adottare più di 1850, per cui 1850 più 650 sono parenti di 2500-2600 cani che noi abbiamo tolto dalle strade di Olbia. Lei prova ad immaginare cosa sarebbe Olbia oggi con 2650 cani in giro per le strade. Liberi. Esatto. Il problema però non è risolto in questi termini, perché primo, lo scopo della Lida non è quello di avere un canile pieno di cani, anzi lo scopo primario della Lida è quello di avere il canile vuoto e questa è la ragione per la quale ci siamo dati molto da fare per poter fare adottare i cani che abbiamo ospitato come primo ricovero ovviamente.
E questo siamo riusciti a farlo anche perché ci siamo ben organizzati, abbiamo aperto questo sito nel quale la gente può vedere come sono trattati i nostri cani, dove vanno i nostri cani, perché abbiamo una sezione in questo sito che è quello delle storie a lieto fine, che è una bella sezione, perché lì ci sono le fotografie dei cani quando erano al canile e le fotografie dei cani nelle loro nuove case. Allora, quello che però volevo enfatizzare è questo, e cioè nella nostra diciamo così, esperienza abbiamo determinato che l'unico strumento valido non per porre fine alla specie animale, badi bene, perché questa è la cosa importante, perché molti credono che attraverso la sterilizzazione si arrivi poi a porre fine alla specie animale. No, questo non è il nostro obiettivo. La sterilizzazione ci consentirebbe, anzi ci consente di porre il problema sotto controllo, perché se non sterilizzassimo probabilmente arriveremo ad avere una situazione per la quale magari ci sono più cani che cristiani in giro per le città. Okay? Allora, se avessimo avuto la possibilità di porre in pratica questo strumento della sterilizzazione, lei pensi, il nostro canile sarebbe vuoto. Ma di questo ne parliamo fra un attimo. Lei poc'anzi ha parlato delle storie di alcuni animali. Io ne leggo uno, per esempio uno a caso, Beatrice per esempio, leggo così come è scritto poi in questo foglio dove si raccontano tante storie di tanti animali. Beatrice ha 3 anni e mezzo ed è una femminuccia sterilizzata. Beatrice è arrivata al rifugio dopo essere stata ricoverata in clinica per molti giorni, poiché era stata investita da un'auto. Aveva il bacino rotto e parecchie botte su tutto il corpicino, ma ora fortunatamente sta molto bene, è dolce come il miele e ha tanto bisogno d'amore e di coccole. Questa è una delle tante storie di questi animali. Sicuramente Olbia, ma non solo, tutta Italia e in tutto il mondo si vivono problematiche di questo tipo intorno agli animali, soprattutto intorno ai cagnolini, intorno ai cani. Certo è, ritornando a parlare di sterilizzazione, che è importantissimo. Questa manifestazione qui quest'oggi a Olbia è stata fatta per parlare di sterilizzazione, per sottolineare poi quanto sia importante tenere sotto controllo i nostri animali. Perché vede, se i proprietari fossero nella condizione certa di poter controllare i propri animali, probabilmente ci sarebbe non proprio la necessità di avere la sterilizzazione. Il problema è che qui, soprattutto in Sardegna, c'è questa abitudine, vuoi perché hanno le campagne, vuoi perché vanno a caccia, vuoi perché magari hanno anche gli spazi, di avere i cani e poi non curarsene troppo o non curarsene in maniera tale che non creino poi il problema del randagismo. Infatti lei va in giro e vede questi cani che girano per la strada e molti turisti credono che siano cani abbandonati. A noi è capitato tantissime volte di avere un turista che portava un cane che non era neanche malmesso, ok? Ma che pensava fosse abbandonato, mentre invece il cane è il cosiddetto cane di proprietà. Però purtroppo ci sono proprietari che non se ne curano molto bene. Tale per cui questi, girando, vagolando, ovviamente si accoppiano e creano il problema del randagismo. Infatti, se lei pensa che questi 2600 e passa cani di cui le parlavo prima sono stati tutti sterilizzati, i cani che abbiamo al rifugio sono tutti sterilizzati, chiaro? Per cui il problema, diciamo oggi 2010, è vero che ci sono ancora cani in giro, ma non ce ne sono così tanti come ce ne potevano essere, ok? Il problema è che di questi cani che ci sono in giro probabilmente la maggior parte non è sterilizzata. E le aggiungo una cosa che è molto importante: la sterilizzazione è un atto che ha un risvolto pesante per chi vorrebbe applicarla, che è il risvolto economico. Cioè sterilizzare un cane oggi può costare, anzi costa sicuramente più di 200 euro. Sergio, ci dobbiamo un attimino fermare, sì, perché credo che il tempo a nostra disposizione per questa puntata sia finita. Saranno più puntate dedicate a questo problema, dedicate alla Lida, ne parleremo ancora nel nostro Die Pro Die, che come sapete insomma il nostro programma è un programma che giorno per giorno racconta quelle che sono le problematiche, ma non solo, della nostra isola. Intanto ricordiamo questa manifestazione, avete visto anche diverse immagini mentre parlo con il vicepresidente della sezione Olbia della Lida. Questa manifestazione è stata fatta anche in collaborazione col Comune di Olbia, con l'assessore alle politiche sociali, alle pari opportunità, alle politiche sanitarie e tutela degli animali. Quindi con questo noi ci fermiamo, l'appuntamento è alla prossima, ancora con Sergio.
a Sassi a parlare ancora di animali, a parlare ancora di questa manifestazione e comunque viva gli animali. Alla prossima puntata!